Ciao a tutti ragazzi, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica Che fine hanno fatto. Oggi di quale squadra storica parliamo? Parliamo della Massese, la squadra di Massa, derby con la Carrarese, Massese-Carrarese, me lo ricordo tanto in Serie C1, e Massese che oggi, come le altre squadre di cui abbiamo parlato, è caduta un po' più in basso rispetto ai fasti di qualche anno fa. La Massese ha disputato anche un campionato di Serie B nella stagione 70-71, retrocedendo peraltro subito dopo aver conquistato il primo posto in Serie C l'anno precedente. Squadra in maglia bianconera, stadio degli Oliveti, oggi intestato alla memoria di Giampiero Vitali, che è stato un allenatore abbastanza celebre in Serie C, allenato anche in Serie B, ricordo al Taranto, e una squadra che ha anche collezionato diversi campionati, 8 campionati di C1 fra gli anni 90 e gli anni 2000, con la chicca del 2005-2006 che adesso vi andrò a raccontare, non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, tanto è sempre gratis, quindi se guardate il video e non siete ancora iscritti fatelo, così il canale cresce sempre di più. E già che ci siamo, ricordiamo anche l'iscrizione sui social. Io ho la pagina su Facebook e su Instagram Il Popolo del Calcio anni 90 e il blog Il Popolo del Calcio, ci sono tante storie, comprese anche quelle che raccontiamo qui, naturalmente anche leggermente più approfondite, più lunghe, con qualche dettaglio in più. La Massese ha disputato, come dicevamo, 8 campionati consecutivi, non consecutivi, 8 campionati in C1. Qui vi ho portato quando tornò in C1 nella stagione 91-92, eccolo qui, con scudetto e foto della squadra. Scudetto che ricorda un po' quello del Siena, più o meno, anche a strisce bianconere. È caduto poi nei dilettanti alla fine degli anni 90, ha vinto lo scudetto dilettanti nella stagione 2003-2004, tornando in C2, conquistando la promozione in C1 e regalandosi la grande storica sfida, probabilmente il punto più alto nella storia dei bianconeri toscani, la sfida con il Napoli fallito nel 2004 e costretto a ripartire dalla C1 con l'avvento di De Laurentiis. Il primo anno perde la finale playoff con l'Avellino, il secondo anno stravince il campionato e gioca contro la Massese. Si gioca alla seconda giornata allo stadio San Paolo a settembre del 2005, Napoli-Massese 1-0. Al ritorno, il ritorno allo stadio di Massa a metà gennaio del 2006, Massese-Napoli 1-0. Vittoria clamorosa per una squadra che poi andò anche male in quella stagione, ma si tolse lo sfizio, prese il lusso di battere il Napoli, che cadde a Massa in uno stadio pieno, tra l'altro anche invaso da tifosi napoletani che ovviamente seguivano quell'anno come sempre la squadra azzurra. E fu un punto veramente altissimo nella storia dei bianconeri, che oggi militano in eccellenza, cercando di ritornare quantomeno in Serie D per rigiocarsi l'approdo in Serie C. Era una squadra abbastanza fissa negli anni 90, anche nei risultati della C1 che venivano letti alla metà di 90° minuto. Si è salvata diverse volte ai play-out, qualche volta anche è anche retrocessa e poi è stata ripescata, riammessa successivamente. Oggi milita in eccellenza e sta cercando con tutte le forze a disposizione di tornare prima in Serie D e poi vediamo anche successivamente se riuscirà a tornare anche fra i professionisti. Mi ricordo tra l'altro un singolo giocatore che segnava tantissimo, che era Vitaliano Bonuccelli, che lo ricordo negli anni 2000 più o meno, segnare tanti gol proprio con la Massese, forse il primo nome che mi viene in mente pensando a questa squadra. Vediamo, seguite la Massese, come vi dico sempre sui social, seguite queste squadre, così rimarrete aggiornati sui risultati e sull'andamento di queste squadre. Poi in futuro faremo magari una seconda puntata per tutte le squadre, vedere a che punto siamo, anche perché magari qualcuno di voi guarderà il video fra qualche anno, quando la Massese ormai stazionerà magari in Serie C, e dirà: ma a quando si riferisce questa cosa? Faremo una seconda puntata e vedremo dove saranno queste squadre.
Iscrivetevi al canale, ci vediamo domani. Ciao.